Un uomo qualunque fino a ieri mattina. Questo era Luca Orlandi, classe 1968, prima che si barricasse in casa per non cedere le sue armi ai carabinieri mandati dal prefetto e questore di Pordenone, dopo lo scadere non rinnovato degli esami per il porto d'armi. Chi lo conosce lo descrive come una persona forse un po' riservata, ma normale, uno di cui ti fideresti in caso di bisogno. Nello specifico è un amico di Caorle, veneto come Orlandi, nativo di San Donà. Alle domande dei cronisti non nasconde lo stupore per questa situazione che ha messo sotto scacco Cordovado, la comunità dove Orlandi ha deciso di andare a vivere presumibilmente dopo l'esperienza in Friuli come sottotenente di complemento nell'Arma dei Carabinieri. Ingegnere, laureato a Padova, si conosce ben poco della sua attività lavorativa. Niente social, a parte questo insolito tentativo di comunicazione con il mediatore delle forze dell'ordine utilizzando YouTube, nessuna relazione familiare, né moglie o figli. Un lupo solitario che da 2 anni e mezzo ha deciso di autorecludersi in casa e che nelle armi, che fino a ieri deteneva regolarmente, forse riponeva tutte le sue sicurezze, che di conseguenza il campanello suonato dai carabinieri ha minacciato di far crollare.